All'indomani del clamore mediatico che ha suscitato la notizia dell'imprenditore virtuoso che premiando il merito assumeva una donna incinta, ora scoppia una polemica. A parlare è un ex dipendente che definisce l'operazione Immagine come un'abile manovra mediatica e di strategia di marketing. Martina Cognolato, una giovane grafica che assieme ad altri ex lavoratori dell'azienda veneziana ha definito la vicenda come una smielata storia del buon imprenditore. Il titolare virtuoso con la donna incinta si sarebbe invece comportato male con gli altri ex dipendenti. Avrebbe versato gli stipendi a singhiozzo, rimandando le liquidazioni del TFR con scuse futili e addirittura menzogne. Martina, sfogandosi su Facebook, invita a indagare con più attenzione sull'azienda veneziana. Il titolare Samuele Schiavone ha immediatamente replicato, definendo assolutamente falso le dichiarazioni dell'ex dipendente, sostenendo invece di aver risolto tutte le pendenze.